minuto e va giocato al massimo, nonostante sulla carta le due squadre non siano allo stesso livello, ma per il momento la classifica parla chiaro, 6-6. Amici di Sportisili, ben trovati al Pala Don Bosco, scusate, al Paloretto di Palermo da Francesco Cammuca per la partita tra Villauria Monreale e Mistral Palermo. Sulla palla Giannusa che parte, deviazione, e poi sulla linea Napoli. Qui intanto recupera palla Cascino, prova a passare, Cascino fronteggia Muro, esterno della rete, illusione del gol per il Mistral. Muro prova a puntare Badalamenti, Muro sterzata, Muro, la respinta di Mistretta, palla ancora buona, arriva Cassata, c'è il fischio, barriera scomposta per il Mistral, parte Badalamenti, uno schema Bisso, salvataggio di Dorio che esulta e fa bene. Filippo Giangrande recupera palla Dorio, occhio a Torcivia, l'uscita di Mistretta a respingere, palla gol enorme, già Dorio, poi passa, viene fermato senza fallo, Torcivia cerca la palla dentro per Basso, attacco ancora vivo, Torcivia, secondo palo, Alessandre, Basso Cobo, sblocca il derby, qui la caparbietà di Torcivia, la precisione e il tocco di Basso Cobo, 1-0. Tocca allora di Dio, occhio alla ripartenza, Giangrande, la Barbera di Liberto, non so come ma l'ha presa ed è angolo. Torcivia passa su Giannusa, palla dentro, il tentativo, poi Dorio deve passare anche sul suo compagno che è a terra, cerca ancora di lottare, Dorio, sono tutti a terra, Torcivia! Il sigillo del re Marco Torcivia, ancora con caparbietà, dopo l'assist c'è anche il gol e il gol del 2-0. Muro fermato dalla Barbera, allora attenzione all'autostrada che si apre per Giangrande, l'uscita a valanga di Diliberto che esulta ma si è fatto male, la che prende in controtempo tutti, arriva Diliberto che riesce a passare, Diliberto con la palla per Esposito, 3-0, ma qui la giocata di Diliberto da campione, ha rubato palle, è uscito con la ripartenza e la rete di Esposito, adesso tutti giustamente ad abbracciare Diliberto, 3-0. Palla dall'altra parte per Muro sterzata, Muro destro, Mistretta col piedone, la mette in fallo laterale, Rizzo sterzata, poi Muro, palla di ritorno e Giangrande che recupera e va, Giangrande per Giannusa, Giglio debutta così, Badalamenti contro Muro che gli indica la strada, poi calcia sul secondo palo, non arriva Cassata, Giangrande, Cassata, Giangrande può andare, Giangrande sull'uscita, ancora di Giglio, Giangrande, Giannusa, controllo non perfetto, poi però Giangrande ha spazio, scambio con Abisso, Giangrande, arriva Badalamenti che segna il gol delle 3-1, cerca di suonare la carica con i suoi Badalamenti, accorcia le distanze, il Villauria Monreale. Evita l'intervento di Rizzo, occhio a Giangrande che ha spazio, Abisso! E qui se lo divora Beppi Abisso, il possibile 3-2. Blocco di Napoli, Muro poi cerca, Cascino lo trova, palla dentro Muro, spaccata di Mistretta, poi Rizzo sulla traversa, Cascino di testa, deviazione, Mistretta, si salva il Villauria. Scucchiaia Cascino, interviene Giangrande, poi Muro, basso, Muro la tocca per Napoli, Muro prova a farla passare, Cascino! Eccolo qua, il gol di Nino Cascino, il 4-1 per il Mistral Palermo. Qui intanto la Barbera al tiro, è il gol di Thomas La Barbera, di nuovo a -2 il Villauria col gol del suo talentino. Tanto la punizione, se ne va Dorio, spara Muro, colpisce in pieno Orlando, sbaglia e allora Cascino,
5-1, il recupero, la volata, la doppietta, il gol ancora di Antonino Cascino. Muro, la sterzata, Muro, destro, Mistretta, palla che rimane lì ancora, Mistretta, poi Cascino, si lotta, la tiene, Muro, prova a passare su Orlando e ce la fa, si aggrappa Orlando, ed è tiro libero, arriva adesso il fischio, tiro libero per il Mistral, la rincorsa di Dorio, con il destro, Mistretta, la mette fuori. La rimessa per Abisso che colpisce il palo, l'ha toccata Giglio. Fischia l'arbitro, Giannusa va dentro e il gol di Cassata per il 5-3 in gol. Salvo Cassata, non molla il Villaurea. Torcivia prova ad allungare la falcata, serve Cascino dentro, deviazione Cascino, Mistretta in angolo. Può adesso fronteggiare e correre Cascino, sterzata, Cascino, il tocco per Torcivia, palla che rimane lì, non è entrata, dopo il palo e poi, occhio, il fallo di Rizzo su Mistretta secondo l'arbitro è anche da giallo, oltre che da tiro libero. Il punto segnalato anche sul parquet. Sulla palla c'è Carmelo Giannusa contro Giglio. Fischia il primo arbitro, la rincorsa di Giannusa, attraversa, palla che rimane lì, Cassata, Orlando, non c'è nessuno. Prova a passare, Muro gliela porta via e accelera e corre Muro davanti a Mistretta che lo ipnotizza. Torcivia con Muro che corre davanti, la palla arpionata da Giangrande, Giangrande in mezzo al secondo palo, Giannusa si mangia almeno uno dopo averla rimessa in gioco, ma cambia niente, ha vinto il Mistral ed è finita 5-3 contro il Villaurea Monreale, fa ancora il pieno in casa la squadra di Marco Cappello, 3 partite, 3 vittorie, 9 punti.